Ha citato Asolo prima, e Asolo sta facendo lo stesso identico percorso delle colline di Conigliano e Valdobbiadene. Secondo lei ci sono i presupposti per diventare patrimonio dell'umanità? Questa è la ragione per cui ho antipatia per l'UNESCO, perché apprendo da lei che Asolo non è patrimonio dell'umanità ed è grottesco che non lo sia, come Lecce non lo è, come non lo è Salento, come non lo è Viterbo. Allora la distrazione dell'UNESCO nella delimitazione dei luoghi, che potrebbero essere anche 500 in Italia, non ci sarebbe nulla di grave, o l'Italia intera, così come si presuppone per la Sardegna, mi è sempre sembrato un limite dell'UNESCO, che dovrebbe chiamarsi un entro, nel senso che io faccio entrare, perché come fai a non avere Lecce? Come fai a non avere... Infatti ero convintissimo che Asolo lo fosse, quindi il problema dell'UNESCO è non avere Asolo, è un problema dell'UNESCO, non di Asolo, cioè non è Asolo che deve soffrire di non avere l'UNESCO, ma l'UNESCO deve soffrire io non so se sia patrimonio dell'UNESCO Lucca, ma va valutato se Pisa certamente lo è per la Piazza dei Miracoli. Poi un tempo la tendenza dell'UNESCO era selettiva, cioè vincolare un monumento, vincolare che l'area del barocco intorno a Noto, il Val di Noto, sia UNESCO e non lo sia Lecce, è evidentemente una cosa che non ha senso. E poi non so, poi bisognerebbe capire. A certe cose tu pensi che sia l'UNESCO, anzi io se fossi in questo caso patrimonio dell'UNESCO lo metterei senza neanche dirglielo. Cioè, Diciamo vi faccio un favore, cioè, voi metteteci dentro perché lo diciamo noi, cioè, mi sembra un danno per l'UNESCO che Asolo non lo sia. Grazie. Poi c'è Sutri non è ancora patrimonio, è inconcepibile. La città di cui è sindaco Sgarbi non è patrimonio dell'UNESCO, è una cosa che non voglio neanche pensarla.